Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati. Parliamo di agricoltura di qualità e parliamo anche di come i prodotti agricoli si trasformano sulla tavola in esperienze tutte da gustare. In questi giorni a Padova c'è la fiera campionaria e Coldiretti ne approfitta per mettere in mostra tutte le novità. Con me c'è Paolo Minella, che è il responsabile ambiente e promozione di Coldiretti Padova e anche, diciamo, uno delle persone che più crea e fermenta fuori dagli studi televisivi sempre qualcosa di nuovo per metterlo poi in mostra. Show cooking, agri aperitivi, un sacco di cose divertenti quest'anno alla fiera di Padova, agri chef, un po' di cose nuove. Sì, noi con i ragazzi quest'anno, perché vogliamo dare spazio ai giovani, quindi con Giovani Impresa di Coldiretti Padova abbiamo deciso di partecipare anche quest'anno alla campionaria, alla fiera campionaria, che è una kermesse, diciamo, di campioni, no? La campionaria di prodotti particolari che ormai da anni si svolge appunto a Padova Fiere e lì siamo con alcune novità, presentiamo alcuni prodotti preparati dai nostri giovani di Coldiretti. Ecco, diciamo che cominciamo da una cosa sulla quale sembra che non ci sia più niente da sperimentare, invece c'è sempre qualcosa di nuovo che ci stupisce, che è il pane. Il pane che a Coldiretti quest'anno ha affiancato a una farina antica che si chiama Timilia. Sì, è un grano storico che abbiamo riscoperto grazie alla caparbietà di un giovane nostro agricoltore che ha trovato per caso in mezzo al grano tenero del papà, ha trovato queste spighe scure che non sapeva cosa fossero e lui ha voluto capire, invece ha voluto appunto cercare su internet quindi che cosa fossero e grazie anche a un istituto di genetica proprio che ricercava i grani antichi storici italiani è riuscito a riscoprire questa favolosa varietà di grano duro. Questo a me personalmente dà una grande soddisfazione perché sappiamo che ormai a livello internazionale ci stiamo tutti un po' omologando e che anche le coltivazioni soprattutto che hanno a che fare con le farine magari sono più o meno sempre le stesse. Il fatto che qualche spiga antica riesca a resistere e a rinascere è una cosa molto bella. Beh, veramente ci riempie di orgoglio perché proprio non se ne parlava ormai penso da decenni e questa varietà l'abbiamo riprodotta ad Abano, infatti è nato questo pane nero d'Abano perché è proprio scuro, fra l'altro è veramente gustosissimo e quindi lo presenteremo in campionaria con un cooking show che andrà in onda durante questi giorni di campionaria. Allora, pane abbiamo detto dentro un cooking show bellissimo, il gusto saporito, ma che cos'è che caratterizza questo Timilia rispetto ad altre farine e altri grani che conosciamo? Allora è un grano storico appunto che ha una caratteristica pochissimo glutine e si presta bene ad essere panificato, quindi possiamo fare pane, anche la pasta, le pizze e appunto avendo pochissimo glutine è abbastanza, anzi molto digeribile ed ha anche un gusto un po' particolare. È un camut nostrano insomma. Chiamiamolo camut nostrano, anche se a livello genetico diciamo che le non è caratteristiche uguale. sono diverse, Esatto, diverse. Comunque sì, sicuramente è una cosa da provare, chi vuole provarla può sperimentarla alla fiera campionaria e poi credo che avrà un suo percorso anche sul territorio, i mercatini della Coldiretti. Assolutamente sì. Allora, Nero d'Abano viene presentato in abbinamento con un altro campione del territorio che è l'olio dei Colli Euganei sostanzialmente. L'olio dei Colli Euganei è una nostra particolarità, è un olio caratteristico appunto di questa parte del nord Italia che appunto sono questo parco vulcanico che sono appunto i Colli Euganei ed è un olio molto delicato e di altissima qualità, quindi avremo anche, si abbina molto bene quindi il pane con l'olio dei Colli Euganei, quindi avremo anche l'olio dei Colli Euganei. Abbiamo parlato di giovani imprese, di start-up, di storie che poi nascono da famiglie che hanno tradizioni agricole o da giovani che hanno voglia di riscoprire le storie o si incuriosiscono come è successo per questo grano. Vedo qui tra le cose che avete proposto quest'anno ci sono le lumache di San Lorenzo. Cosa sono? Allora, questi noi grazie appunto a questa idea che hanno avuto due ragazze
della Bassa Padovana, la Giorgia e un'altra amica hanno riscoperto appunto la coltivazione delle lumache. Fra l'altro loro avevano dei grossi problemi legati proprio alla famiglia, i rispettivi mariti avevano problemi siccome lavoravano nell'edilizia, quindi con la crisi che c'è stata stavano chiudendo l'azienda, e loro si sono inventate questa cosa, avevano un po' di terreno e hanno iniziato a coltivare quindi le lumache biologiche, e quindi saranno presenti in fiera la lumaca di San Lorenzo. Ma perché di San Lorenzo? Ma gli hanno messo il nome così, San Lorenzo, fra l'altro un marito, uno è Lorenzo, o meglio uno dei due mariti è Lorenzo. Esatto, e comunque queste due ragazze hanno deciso di mettere questo nome. E questa è un'attività che è già partita da un po' e che gli sta dando soddisfazione, cioè è una scommessa vinta, una scommessa da poco partita? È una startup nuovissima e quindi è una scommessa che si sta, diciamo, realizzando e concretizzando in questi mesi, e veramente sono molto bravi. Fra l'altro vengono aiutati in questo cooking show dall'Istituto Alberghiero di Manfredini di Este, che quindi ecco così con i cuochi preparano queste lumache in varie forme, insomma, sì, che poi è un piatto della tradizione veneta, tra l'altro, che forse si era un po' perduto ultimamente. Ma le lumache si trovano così spontaneamente, per esempio dopo giornate di pioggia nei colli euganei, ma anche in pianura, e quindi assolutamente sì, un piatto di tradizione che si era perso e adesso si sta riscoprendo, è vero. Io mi ricordo quando ero piccola c'erano i bovoletti, non so se si usano ancora, che sono più piccolini, sì. Sono tradizione anche queste dei colli di queste zone qui o no? No, qui da noi ci sono proprio le belle lumacone, quindi quelle più cicciotte. Cicciottelle, esatto, sì. Vi siete inventati anche, diciamo che Padova è la città dello spritz, è diventata famosa un po' in tutto il mondo per lo spritz, e voi avete creato una versione bio della faccenda, l'agrispritz. Anche qui due ragazze si sono messe in gioco, la Valentina e la Vanessa, tutte e due fra l'altro titolari di un agriturismo, uno sulla Bassa Padovana e uno sull'Alta Padovana, alle Calli e al Peraretto, e fra l'altro la Valentina ha partecipato al primo concorso di AgriChef italiano, come col Diretti Veneto, e fra l'altro ha vinto a livello padovano, è la prima AgriChef appunto della provincia di Padova. E verranno... Cosa vuol dire? Perché noi abbiamo titolato anche la puntata AgriChef alla campionaria, adesso attraverso questa spiegazione un po' l'abbiamo capito che cosa sono gli AgriChef, ma c'è proprio una categoria, un campionato, quindi sono diversi dagli chef che troviamo nei ristoranti stellati. Allora, questa è proprio una novità come AgriChef a livello, come dicevo prima, nazionale, italiano. Di fatto sono dei ragazzi e delle ragazze, come in questo caso, che si sono preparate con dei piatti legati ai prodotti del territorio, quindi a chilometro zero, legati alla stagionalità, e presentano appunto ogni volta dei piatti legati appunto alla stagionalità. In questo caso in campionaria presenteranno i fiori di zuccheri pieni e un mini agriburger con del salame fresco e del pane, il pane nero d'Abano, ecco, quindi si inventano un po' di cose, oltre ovviamente all'agrispritz. Questo volevo sapere io, ecco, che cos'è. In questo caso l'agrispritz è un po' di vino, nel nostro caso Chardonnay, sempre di un'azienda agricola delle ragazze, e di volta in volta del succo di stagione, cioè succo derivato da prodotti di stagione. In questo caso, siccome il periodo è maggio, quindi siamo in piena, diciamo, stagione di fragole, il succo sarà a base di fragola e ogni volta cambierà a seconda della stagionalità. Quindi siete da sabato scorso fino a quando in fiera? Fino all'ultimo giorno, a domenica. E tutti i giorni ci sono degli show cooking, delle iniziative, dei momenti di degustazione? Ci sono tutti i giorni, noi li presentiamo per 4 serate dalle 18:30 in poi, e quindi vi aspettiamo tutti numerosi. Assolutamente. Diciamo, cittadini, ecco. No, ma il fatto di aver deciso di partecipare a una fiera che porta un po' tutto quello che c'è in città sostanzialmente, tutto quello che si sta muovendo, e non in una fiera specializzata del gusto o magari del vino, così, come mai questa scelta?
Diciamo che come Coldiretti siamo impegnati in campionari ormai da decenni, con i cuccioli di fattoria, quindi con una serie di cose. Fra l'altro quest'anno siamo anche con la prima birra italiana a chilometro zero, ne abbiamo parlato ancora, quindi c'è i nostri amici del birrificio agricolo che vengono appunto con la Veneta a chilometro zero. Faremo le cotte in diretta di birra, quindi i ragazzi esatto, vedranno proprio la produzione di birra in diretta e dopo l'assaggeranno nei nostri cooking show che facciamo durante la settimana. Ecco, l'ho detto anche per sentire la passione con cui parla dei ragazzi, dei cuccioli, dei pulcini, diciamo così, perché sembrano poi dei pulcini quando fate questa iniziativa, tutti con i cappellini gialli all'interno delle iniziative della Coldiretti, perché è vero che alla fine questa passione per le cose sane, le cose buone, per l'amore per il territorio e le sue tradizioni nasce dai ragazzi. Loro forse sono le poche occasioni in cui possono sperimentarlo. Devo dire la verità, ogni volta che facciamo delle determinate iniziative, quando ci sono i giovani, i ragazzi, veramente ci si apre il cuore perché vediamo che carica hanno, loro ci danno la carica e hanno un sacco di idee e noi, il nostro compito è quello di cercare di valorizzare le loro idee come start-up e quindi dare delle soddisfazioni, cercare che abbiano delle soddisfazioni, perché l'agricoltura può dare veramente tante soddisfazioni, c'è tanto impegno, tanto lavoro, ma può dare veramente tante soddisfazioni. Ma credo che anche le scelte che avete fatto quest'anno siano emblematiche, perché il paesaggio agricolo della campagna padovana è cambiato negli ultimi anni, anche perché soprattutto la questione delle farine è un mercato ormai a livello internazionale, poi abbiamo avuto a che fare con i cambiamenti climatici. Il fatto di ritornare a produrre grano e farina per il pane credo che sia un segnale importante. Noi siamo sempre più convinti che il futuro sarà valorizzare i prodotti di nicchia, i prodotti legati al territorio, lavorando, preparando, quindi anche con i piatti, con i nostri amici cuochi e chef, preparare sempre di più piatti legati ai prodotti del territorio e alla stagionalità. Questo secondo noi è un'arma vincente che già oggi dà dei frutti e li darà sempre di più a livello nazionale ma anche mondiale. E devo dire che alla fine sperimentare questi prodotti costa anche meno che andare alla ricerca di cose magari sofisticate, originali, che arrivano da lontano e non sappiamo neanche che percorso abbiano, perché poi alla fine li troviamo nei mercatini a cui facevo prima riferimento e viene a tutti un po' voglia di provarli e poi non a caso questo è diventato un successo, è diventata una formula che sta crescendo ogni anno sempre di più. Il chilometro zero, lo diciamo sempre, è una filosofia di vita. Il chilometro zero è nato in Veneto e ormai spopola in tutta Italia, quindi oltre a non consumare carburanti, quindi prodotti che girano per il mondo e consumano carburanti e producono anidride carbonica, quindi inquinano il mondo, sono prodotti salubri del territorio e freschi. Ecco perché prima di tutto diciamo mangiamo, valorizziamo i prodotti del territorio, poi se ce ne sono di più esportiamoli alla grande, ci mancherebbe altro, ma prima valorizziamo i prodotti dei nostri territori. Assolutamente, il fatto è che bisogna anche poi trovarli questi prodotti, perché ci sono tante cose particolari di nicchia, però serve poi anche valorizzarli dal punto di vista commerciale, perché non rimangano soltanto degli esperimenti sulla carta. Il fatto di vedere queste cose trasformate in aziende, quindi trasformate in continuità, in cose che poi vanno sul mercato, è un passo in più. L'agricoltura cambia e diventa anche capacità di trasformare il prodotto. Assolutamente vero, noi abbiamo giovani ormai rispetto a anni fa che sono diplomati, laureati, si informano, guardano su internet, cercano sbocchi di mercato e quindi ormai con la globalizzazione il nostro compito è quello di cercare di valorizzare i nostri prodotti nel territorio, farli conoscere anche ai cittadini che vengono in vacanza qui da noi e perché no esportarli ovviamente in tutto il mondo. Allora, ripetiamo un attimo, visto che siamo in conclusione, poi tra pochissimo andremo a conoscere anche l'autore di questa scoperta, di queste spighe scure in mezzo al campo, Alberto Zambon, che appunto ha creato poi alla fine un pan che si chiama Nero d'Abano. Andiamo a fare un minimo di riassunto per chi vuole venirvi a trovare in fiera. Allora, noi siamo con i Cooking Show mercoledì della prossima settimana,
mercoledì prossimo con l'agrispritz, con i ragazzi e le ragazze che preparano l'agrispritz, e con 18. il pane, Ne abbiamo esatto, 18, con l'agrispritz, con il pane nero d'abano, con i vini dei Coliugani e la birra La Veneta chilometro zero. Poi abbiamo il venerdì 20 maggio con la lumaca di San Lorenzo e la scuola alberghiera. E sabato proprio c'è Alberto Zambon. C'è Alberto Zambon con il pane nero d'abano e la farina di grano Timiglia. Benissimo. E tra l'altro l'ingresso è gratuito, visto? L'ingresso è gratuito, quindi si può andare possono senza venire tutti i giorni problemi. fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte? Fino a mezzanotte. Ah, però, fate tardi. Grazie a Paolo Minella per essere tornato a raccontarci queste belle giornate che lo aspettano alla Fiera di Padova assieme agli amici di Coldiretti, e tra pochissimo allora andiamo a scoprire questo grano Timiglia. A tra poco.